27 punti conquistati, una classifica che fa paura, un ruolino di marcia nelle ultime giornate e non proprio all'altezza della situazione. Ecco perché domenica prossima allo stadio Esseneto ci sarà battaglia. Il Sorrento, una delle nobili decadute, affronterà l'Acragas con il coltello tra i denti. Troppo importante la posta in palio, inoltre gli stimoli ci saranno di sicuro visto che si affronta la prima della classe. Nel giorno dedicato alla donna, l'Acragas rischia di ipotecare seriamente però la conquista della Lega Pro. Il Torrecuso, che in trasferta finisce spesso e volentieri con il Buscarle, sarà di scena a Gioia Tauro, dove ad attenderlo ci sarà una gioiese che nelle ultime settimane è stata capace di compiere delle imprese importanti. Una brutta gatta da pelare per i beneventani degli Santi, che domenica scorsa sono tornati a sorridere battendo e di conseguenza estromettendo dalla corsa alla promozione diretta l'Agropoli di Pino Rigoli. Ritornando all'Acragas, per domenica prossima il tecnico Vincenzo Feola dovrà inventarsi qualcosa di nuovo, soprattutto in difesa, dove mancheranno due pedine importanti. Il terzino destro De Rossi, espulso domenica scorsa a Battipaglia e piedato dal giudice sportivo, e il difensore centrale Maurizio Maraucci, che si è procurato un problema muscolare. Per sostituire quest'ultimo Feola si affiderà a Chiavaro, che scalpita per ritornare titolare. Per la fascia d'esterno destro sarà ballottaggio tra Terminiello e Pellegrino, che finora ha avuto poche possibilità di mettersi in mostra. Intanto la tifoseria è in fermento per il match dell'Esseneto, tutti in fila per acquistare e tagliando. Siamo ormai giunti alla rush finale, ogni punto scotta, ogni vittoria può essere determinante. Il gigante ha fretta di chiudere i conti il prima possibile. Dopo una lunga rincorsa, questo Acragas è maturo per tagliare il traguardo. Il serbatoio della benzina indica che c'è il pieno, quindi non rimane che accelerare.